Per quanto mi riguarda ognuno ha i propri diritti e di conseguenza, d'altra parte, sinceramente non è che mi cambia più di tanto la vita. È ridicolo. Non farei un bagno di genere. Il bagno è per tutti, indistintamente dal genere. Se non si prova non si può capire, se non si può sapere se è possibile o meno. È da lì che inizia la libertà personale nelle scuole, quindi penso che sia giusto così. Penso che le famiglie sono assenti con questi ragazzini qua, che allora hanno tempo da perdere e fanno queste richieste assurde. Io li manderei a lavorare. Perché no? È una buona conquista. Penso che sia una cosa giusta. Ormai il mondo va avanti, per cui le regole che c'erano una volta possono andare bene, ma è giusto anche che vengano cambiate. È giusto anche un po' modernizzare la cosa, visto che diciamo che opinione pubblica ha il fatto anche di accettare questo cambiamento un po' del pensiero del maschio, femmina. Trovo che sia giusto e che sia al passo coi tempi, è un fatto di civiltà. So che in altre nazioni già viene fatto, quindi magari può essere d'aiuto. Non so, a livello psicologico a quell'età lì magari può aiutare molto. Se fossi una gender mi sentirei in disagio ad avere un bagno a parte. Perché? Per farli sentire diversi? Non lo trovo giusto. La trovo una cosa veramente assurda, sinceramente. Cioè, possono rimanere come sono, per quale motivo deve esserci anche una differenziazione tra gender? Parlo anche per esperienza. Può essere molto disagiante, cioè può mettere veramente molto a disagio trovarsi a dover scegliere per forza una cosa così stupida come dover andare nel bagno di maschio e delle femmine.